Dalla divisa alla pensione, vademecum per la pensione ordinaria privilegiata dei militari. Ecco, questa guida quale obiettivo ha che lei ha scritto? Allora, questa guida, questo vademecum ha l'obiettivo di raggiungere tutti i militari che sono prossimi alla pensione o che vanno in pensione perché si fanno male in servizio. Quindi è quello di istruire loro e le loro famiglie su come instaurare tutti i documenti affinché non incappino nella burocrazia. Spesso i militari che si fanno male, oltre alle corsie di ospedale, sono costretti poi, diciamo, ad adire per vie legali per avere i loro diritti. In questo modo si evitano inutili ricorsi nei confronti dell'amministrazione e delle forze armate, sistemando i documenti per tempo. Cosa bisogna fare per avere questa guida? È stata creata una pagina Facebook ad hoc dove c'è il mio numero di telefono e la mia mail e chiunque vorrà potrà avere una copia gratuita del vademecum sia in formato digitale o in formato cartaceo. Ci sono delle difficoltà che lei sicuramente avrà evidenziato per ottenere la pensione da parte dei militari? Ma quando un militare si fa male, normalmente poi tra le commissioni medico-legale e il ministero, la burocrazia, diciamo, e la tempistica per avere questi diritti fanno sì che il militare si trova in un percorso, diciamo, tortuoso e serve qualcuno che gli agevoli la situazione anche dal punto di vista amministrativo. Ecco, una domanda, la pensione ai militari da chi viene erogata? La pensione ai militari dal 1 gennaio del 2010, come per tutti gli enti dello Stato, viene erogata dall'INPS. Però i documenti amministrativi li fornisce l'amministrazione di appartenenza, quindi il militare deve prima sistemare i documenti amministrativi con la propria amministrazione e poi l'INPS eroga in base, diciamo, alle leggi vigenti.